L'8 dicembre per gli ex allievi di Don Bosco si è svolta la festa del tesseramento. Ecco, quali sono gli obiettivi degli ex allievi di Don Bosco qui ad Agrigento che si costituiranno in futuro in una nuova associazione? Gli ex allievi l'8 di dicembre lo utilizzano perché è la giornata per il tesseramento, ma è stata una giornata speciale perché siamo riusciti a creare il gruppo Amici di Don Bosco. 30 giovani si sono messi assieme per costituire una impresa sociale. Che significa impresa sociale? Significa un'impresa collettiva in cui ciascuno diventa imprenditore di se stesso. Ecco, non si era mai verificato che un così folto numero di giovani si mettesse assieme per questi fini. Tra l'altro, ecco, leggo che avete in mente di costituire in tempi brevi un centro di iniziativa giovani che possa funzionare da impresa collettiva. Ecco, cosa vuol dire? Assolutamente sì, questi giovani si chiameranno Centro di Iniziativa Giovani e si muoveranno per la costituzione di 3 progetti. Uno può riguardare la città di Agrigento per la sua economia, un altro può riguardare la dispersione scolastica, un altro ancora può rappresentare la costituzione tra cittadini, istituzioni e sociale per migliorare le condizioni di rapporto. Questi progetti servono a trovare per questi giovani un finanziamento il cui capitale rimane nelle loro casse in modo tale che loro da questo momento cominciano ad attivare un'attività di impresa, laddove ciascuno come fondatore diventa imprenditore di se stesso. Potranno essere i campi di intervento? I campi di intervento possono essere molti dopo. Il primo problema è la difficoltà sta nel trovargli un finanziamento che sarà il capitale loro per poter fare altre cose. Ci sono i servizi sociali, c'è il servizio di raccolta rifiuti, ci sono tante altre cose. Devono diventare imprenditori nel terzo settore. Difatti Renzi si sta muovendo per modificare le ULNOS, che sono praticamente i non profit, nella capacità di distribuire tra i loro componenti il profitto. Ecco, lei con la sua esperienza, le facciamo una domanda un po' più a largo spettro. Come valuta questo momento politico per la città di Agrigento, dove tra pochi mesi si andrà a votare? Stiamo vedendo un certo affollamento di candidati, ma sicuramente altri ne verranno. Ma è un momento di grande difficoltà. Io mi esimo da dare un giudizio politico personale e certamente svolgeremo con questi giovani un compito che Don Bosco col suo carisma ci ha indicato, cioè questi giovani lavoreranno per modificare il sociale. Modificare il sociale significa modificare il politico. Loro, se capiscono che le cose politiche non vanno, devono avere la capacità di realizzare per la città di Agrigento un fortissimo cambiamento.